Abbiamo ancora qualche parere, magari scavando lì qualcuno del sì lo troviamo, insomma, Sì. possibile. Abbiate pazienza, Sì. no, vediamo un Era po' di un'informazione trovare... errata che mi era stata data. Adesso abbiamo il segretario regionale del WWF che ha un'esperienza Sentiamo anche gli diretta. ambientalisti, no? Sì, ha un'esperienza diretta perché loro gestiscono un parco in Sardegna che è il parco di Monte Arcosu, e in questo parco loro hanno ristrutturato e riutilizzato un'area, una vasta area che si trova nel sud, nella zona meridionale della Sardegna. Sì, Monte Arcosu è la più grande riserva del WWF Italia, che si trova a pochi chilometri da Cagliari, 3.600 ettari, paradiso del cervo sardo. Ecco, il WWF attraverso questa esperienza ha dimostrato che è possibile coniugare la difesa del territorio con lo sviluppo economico. A Monte Arcosu infatti trovano lavoro 5 guardie, un direttore tecnico e delle cooperative che si occupano soprattutto dell'aspetto ricettivo dell'oasi. Al di là di questo io volevo aggiungere che forse uno dei peggiori nemici del Parco Nazionale del Gennargentu è quello dell'informazione. Occorre una corretta informazione. Noi da circa 2 anni stiamo portando avanti questa intensa campagna di sensibilizzazione, abbiamo avuto dei confronti diretti con le popolazioni, con le amministrazioni comunali, e ci siamo resi conto che in effetti non c'è questa opposizione a priori all'istituzione del parco, ma esiste la necessità reale di una maggior chiarezza, di una maggiore informazione. In molti casi il WWF è stato l'unico interlocutore per alcune amministrazioni comunali. Ecco, io credo che su questo Ambiente Italia, e qui lo giro a Beppe Rovera, Sì. può impegnarsi anche sul terreno dell'informazione.